miei nonni hanno fatto tanto per me, mi portavano in giro, sai, fare tutta la pasta in casa, eccetera, e via dicendo. Io ho avuto mio nonno perché mio papà si era ammalato, mi ha cresciuto lui perché la nonna era malata di cuore, mia mamma era sempre in ospedale con mio papà, perciò io sono cresciuta con mio nonno che mi cantava le canzoni quando lui era andato a fare il militare, cioè poi era a Vittorio Veneto, ha fatto il cavaliere mio nonno ed è capitato con un capitano tedesco, perciò immagina lei, era proprio tedesco mio nonno. Ormai tutti i genitori lavorano, sia il papà che la mamma, quasi tutti, per cui immagino anche le difficoltà poi di gestione dei bambini stessi e anche comunque il nonno aiutano i bambini, anche a crescere i bambini. Moltissimo guai se non ci fossero, per i nipotini più che altro, perché ormai tutti lavorano, hanno bisogno. Talvolta possono essere un aiuto, un rifugio per i figli e i nipoti che possono avere delle necessità che al momento non possono affrontare autonomamente, questo sì. Sono una gioia i nipoti. Logico, sì, sono una gioia. Non si hanno le responsabilità che si hanno con i figli. Molto, sia a livello familiare che a livello di valori che comunque portano avanti alle future generazioni. Lei ha un bel ricordo del rapporto con i suoi nonni? Sì, assolutamente, ne ho ancora per fortuna una, nonna, che saluto. Ciao nonna.